Io naturalmente ringrazio della disponibilità sia del vicepresidente che del presidente della terza commissione a riportare il dibattito che ci sarà anche a seguito di queste comunicazioni nelle sedi opportune, e quindi ringrazio per la disponibilità e spero che sia convocato quanto prima. E volevo fare una precisazione rispetto a quello che lei ha detto. La sollecitazione, io ho sottoscritto una richiesta con altri colleghi della terza commissione, non era solo a riportare il dibattito, era anche su altre richieste di convocazione della commissione fatte ai sensi del regolamento, quindi raccogliendo un quarto delle firme dei commissari per portare avanti altri temi, non solo dibattere col presidente o col vicepresidente di queste tematiche dell'emergenza, ma anche per audire i sindacati, i rappresentanti delle professioni, per concludere alcune audizioni che avevamo fatto, penso a quello sul caso di riposo, penso appunto a quello con i sindacati e i rappresentanti delle professioni sulla gestione dell'emergenza, e quindi avere anche altri interlocutori, quindi non solo la giunta, non solo l'assessore, anzi se vuole essere presente l'assessore è il benvenuto, ma consentire alla commissione di andare avanti Chiaro. con i lavori seguendo le richieste che hanno fatto i commissari. Io ho fatto ancora richiesta di fare un'audizione sui piani pandemici poco dopo che erano stati convocati, non l'abbiamo ancora fatta, e sto parlando di commissioni convocate a settembre, richieste fatte a ottobre, a novembre, iniziate a dicembre, adesso siamo a marzo, e quindi non credo che si possa, che la richiesta che ho sottoscritto io, ma penso di parlare a nome anche degli altri commissari, si possa concludere con questo dibattito a seguito delle comunicazioni, ma deve essere molto più ampia e deve prevedere quello che chiede il regolamento. Se non si può fare in presenza, lo possiamo fare anche naturalmente da remoto, ma c'è un regolamento e se c'è un regolamento deve essere rispettato. Grazie.